Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. Come vedete nella miniatura e nel titolo, come leggete nel titolo, andremo a parlare della storia dell'Everton. Allora, prima di tutto questo video uscirà verso le 4 più o meno. Vabbè. Poi, allora, partiamo subito. Allora, come vi ho detto nel video del Liverpool, l'Everton era indeciso se parlare dell'Everton oppure di parlare di altre squadre, però ho deciso, vabbè, visto mi tengo genia di fare il Liverpool e fare il Liverpool. Squadra che è rivale del Liverpool, si gioca il derby tra Liverpool e Everton, è una delle squadre più rivali a livello storico del Liverpool. Partiamo un po' della cosa storica, della formazione storica. Allora, la fondazione dell'Everton risale al 1878 dalla chiesa metodista di St. Domingo del distretto di Everton della città di Liverpool, il cui venne poi rinominato Everton Football Club circa un anno dopo. Everton fu un fondamentale della Football League nella stagione 88-89 del 1800 e vinse il suo primo titolo di Lega nella stagione 1890-91. La FA Cup poi fu conquistata nel 1906. Diciamo, un po' questa qua è la cosa storica. Poi se la trovo vi parlo anche del, del vino se lo trovo, un attimo. Perché allora no, non lo trovo. Aspettate un attimo, forse è questo. Ah, no, non è questo. Vabbè, ora diciamo vi inizio a parlare dei dati societari, del Palmeiras, quindi dei trofei e il resto a presto. Allora, l'inno del Liverpool è We Are Forever. Allora, la città di fondazione è Liverpool, è stata creata a Liverpool e giocata anche attualmente a Liverpool. Nazione Inghilterra, campionato Premier League, milita in Premier League, come vi ho anticipato prima, l'Everton è stato fondato nel 1878, quindi verso la fine del 1800. Poi il proprietario del Liverpool è Dan Friedkin. Poi il presidente del Liverpool è Mark Watts. L'allenatore è David Moyes. Questa cosa non me la ricordavo il nome dell'allenatore. E lo stadio si chiama il Dickinson. E ha una capienza di 52.888 persone, quindi stanno 52.000 persone a sedere. Io questa cosa, no, vi voglio pure far ragionare, una cosa piccolina di un paio di minuti. Allora, come vedete, l'Everton è una squadra di metà classifica, da più o meno da più o meno 14esimo, 13esimo, 14esimo posto, non voglio pure esagerare, 16esimo posto. Quindi è una squadra più o meno da metà classifica. Questi qua questa squadra da metà classifica ha uno stadio da 52.888 posti. Questi stadi stadi di Premier League cioè, superano quelli là italiani.
Cioè, le squadre di bassa classifica, media classifica, hanno gli stadi che hanno le squadre più importanti in Italia. Per farvi capire, lo stadio del Napoli ha circa 54.000 posti, 54.726 per la precisione. Cioè, ha quasi gli stessi posti dello stadio d'Inghilterra, dell'Everton, cioè, pensate di squadre come Liverpool, City, vabbè, il City ha quasi più o meno la stessa capienza, forse di un paio, 1.000 posti in più, 1.000, 2.000, però vabbè, c'è un divario economico proprio abissale tra le squadre di Serie A e a quelle di Premier League. Per farvi capire, ehm, le squadre di bassa, le ultime squadre della Premier League prende gli stessi soldi magari per la promozione oppure per partecipare alla Premier League, diciamo dei diritti TV, tutte queste cose messe insieme, quanto la squadra che vince lo scudetto in Italia. Cioè, ma ci sta proprio una differenza abissale, voglio. Però vabbè, passiamo al Palmeiras. Allora, l'Everton ha vinto 9 scudetti, ho 6 coppe d'Inghilterra e siamo già a 15. Poi ehm, ha vinto 9 Community Shield e siamo già a... Quanto siamo? A 24, sì. Poi ha un trofeo internazionale, c'è la Coppa delle Coppe e siamo a 25. E poi, più che ho trovato la cosa della retrocessione del fallimento, allora l'Everton retrocesse in seconda divisione, quindi in Football Championship. Attimo, ok. 2 anni dopo dalla sua fondazione, a causa di un periodo di tumulti interni al club. Non so cosa significa tumulti. Tuttavia, il club venne promosso l'anno successivo, firmando il record di reti stagionale della serie cadetta inglese. Il ritorno nella massima serie fu in grande stile e l'Everton arrivò al suo quarto titolo nell'anno successivo alla promozione, ovvero nella stagione 31-32, e vinse la sua seconda FA Cup nel 1933, siglando un 3-0 contro il Manchester City. L'era dove termina con la stagione 38-39, quando l'Everton si aggiudicò la sua quinta First Division, cioè ci sta, eh? Poi l'Everton ebbe una grande pausa dopo la seconda guerra mondiale e diciamo iniziò di nuovo la sua storia, tra virgolette, negli anni 50 in poi. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, se l'obiettivo sono i 150 iscritti, ciao!